nella notte a Ferrara, morti 3 giovani, 2 ragazzi della provincia di Rovigo e una 21enne di Ferrara ferito, un quarto amico. Tornavano dalla discoteca, il conducente aveva bevuto. E tragico scontro frontale stamani a Cavarzere, a perdere la vita un 71enne del posto. Dopo l'impatto la sua auto è finita giù per una scarpata. I carabinieri hanno sgominato una banda specializzata nell'assalto ai bancomat che colpiva nel Triveneto e anche all'estero, fermate 7 persone, base dei malviventi, i campi nomadi di Ponzano e Vedelago. Disabile insultata e spinta da un gruppo di ragazzi mentre aspetta l'autobus, il caso a Castelfranco Veneto, la sorella a Sporto denuncia contro ignoti chiamando in causa anche il sindaco. Troppi brasiliani che vivono tra Padova e Treviso avevano ottenuto la cittadinanza italiana in poco tempo e così i poliziotti della squadra mobile hanno indagato nei guai 2 dipendenti del comune di Piombino Dese. Nuova protesta a Venezia degli inquilini delle case Ater contro la legge regionale e il caro affitti. Da tutta la regione i gilet arancioni hanno manifestato in campo San Geremia. A 56 anni dalla tragedia del Vajont parte da San Biagio l'appello per ritrovare tutti i giocatori di calcio che nel campionato 62-63 affrontarono il Longarone il 6 ottobre la partita della memoria. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Dunque partiamo dalla tragedia della strada che si è consumata a Ferrara. Vittime, lo avete sentito, 3 giovani, 2 di loro erano residenti in provincia di Rovigo. Tornavano dalla discoteca, ma lo schianto è stato drammatico. 3 giovani, tra i 21 e i 29 anni, sono morti dopo che l'auto su cui viaggiavano si è schiantata contro un albero. L'incidente è avvenuto durante la notte a Vigarano Mainarda, in provincia di Ferrara. Un quarto ragazzo, che era alla guida, è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Le vittime sono 2 ragazzi e una ragazza. Giulio Nali, 28 anni, di Occhiobello, in provincia di Rovigo, Manuel Signorini, 23 anni, di Salara, sempre in provincia di Rovigo, e Miriam Berselli, 21 anni, di Ferrara. I 3 lavoravano tutti insieme in un supermercato. Il giovane alla guida è ricoverato all'ospedale di Cona, è stato sottoposto agli esami tossicologici. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell'incidente. Il pubblico ministero, dopo i rilievi delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente, ha disposto il trasporto delle salme all'Istituto di Medicina Legale e ordinato l'autopsia. E un altro dramma in strada questa mattina invece lungo la provinciale 85 a Cavarzere nel Veneziano. Il bilancio è pesante, un morto e un ferito grave. A perdere la vita è stato un 71enne di Cavanella d'Adige. Ecco quel che resta della Panda dopo lo scontro e riversa nella scarpata della statale 85 in località San Pietro a Cavarzere. Un'auto accartocciata su se stessa. Un sorpasso azzardato, forse tra le cause della morte del 71enne di Cavanella d'Adige che la guidava. Per lui inutile ogni tipo di soccorso, non ce l'ha fatta. Il botto, seguito al frontale con il SUV, gli è stato fatale. Erano circa le 8 del mattino quando i vigili del fuoco sono accorsi per mettere in sicurezza i veicoli anche in transito ed estrarre il corpo oramai privo di vita dell'anziano. Assistito dai sanitari e portato in ospedale anche l'altro conducente, ferito ma non in pericolo di vita. E i carabinieri hanno sgominato una banda specializzata nell'assalto ai bancomat che colpiva nel Triveneto ma anche all'estero, fermate ben 7 persone. Per recuperare una parte del bottino hanno utilizzato addirittura gli escavatori dei vigili del fuoco perché i soldi erano sotterrati nei giardini delle abitazioni degli indagati. I carabinieri di Padova, Treviso e Bolzano hanno fermato 7 persone sospettate di far parte di una banda specializzata in furti ai bancomat e che faceva esplodere con ordigni artigianali realizzati con la polvere pirica che estraevano dai fuochi d'artificio prodotti in una fabbrica di Napoli. Una banda che aveva il suo quartier generale nella provincia di Treviso, specie a Ponzano e Vedelago, e che poi colpiva in Veneto, Trentino e Friuli, ma anche in Belgio. Composta da 7 giostrai sinti, prevalentemente residenti nella provincia di Treviso, i quali di notte, con l'utilizzo di auto di grossa cilindrata e a forte velocità, assaltavano
bancomat di uffici postali e banche, asportando ingenti quantità di denaro. Una banda ritenuta pericolosa, nella quale, secondo gli investigatori, ogni componente aveva un compito specifico: rubavano auto di grossa cilindrata, poi facevano anche 2 colpi a notte fuggendo a folle velocità, pericolosi per i danni fatti agli edifici, ma non solo. Ma anche per il potenziale rischio all'incolumità dei cittadini che si potevano trovare nei luoghi delle esplosioni o degli utenti della strada, gli automobilisti. I colpi attribuiti alla banda sono avvenuti tra Bolzano, Rovigo, Udine, Pordenone e San Giorgio in Bosco, Alta Padovana, per un totale di oltre 300.000 euro, bottino in parte recuperato. È stato ritrovato interrato, quindi è stata fatta un'opera di scavo mediante escavatori. Si parla di un rinvenimento che in un caso è di 140.000 euro, nell'altro di 60.000 euro. Per molti di loro si tratta di profili già noti alle forze dell'ordine, anche imparentati tra loro, protagonisti di fatti di cronaca gravi. In un caso trattasi di un soggetto che ha anche alle spalle numerosi anni di reclusione, quindi di carcere, e che non appena scarcerato non ha esitato a riprendere l'attività delittuosa. E proprio su questi arresti è intervenuta Maria Rosaria Laganà, prefetto di Treviso, che ha ribadito l'importanza di un continuo monitoraggio dei campi nomadi. È la dimostrazione che i controlli ci sono, le attività si fanno, non sempre queste operazioni hanno i risultati in tempi immediati, a volte c'è necessità di fare investigazioni anche importanti, però i risultati vengono. C'è soddisfazione nelle parole del prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà per l'arresto di 7 nomadi ritenuti responsabili di diversi assalti ai bancomat del Triveneto. Le basi nella Marca, tra Ponzano e Vedelago. Il fatto dimostra che oggettivamente questi campi o comunque questi insediamenti, specialmente quando sono connotati da abusivismi, vanno in qualche modo contrastati. Si è fatta anche un'operazione di sensibilizzazione nei confronti dei sindaci. Proprio nei giorni scorsi ho incontrato anche il sindaco di Vedelago, perché Vedelago è uno dei comuni che ha più insediamenti di Rom, Sinti, che vivono anche in condizioni abbastanza precarie. È un lavoro delicato che deve essere fatto per riportare tutto nella legalità, però va fatto. Neppure 30 anni in carcere sono bastati per rompere legami e direttive, dice il prefetto, di un'organizzazione in cui i rapporti familiari e criminali si mischiano. Il caso di Radames Major è esemplare. Prefetto che ribadisce quanto affermato pochi giorni fa in seguito al drammatico inseguimento di 3 giostrai a Treviso, finito con uno schianto. Qualcosa da dire anche rispetto a questa voglia, anche a volte palesata, ma non vedo supportata da fatti, di trovare una reale integrazione. Il fatto di porre in essere queste attività criminose non è ovviamente una prerogativa soltanto di Rom o Sinti, però sicuramente spesso sono coinvolti in misura massiccia e questo non è un fatto oggettivamente positivo. Cambiamo tema, rimaniamo nella Marca con il caso della disabile insultata e spinta da un gruppo di ragazzi mentre aspettava l'autobus. Accade appunto a Castelfranco Veneto. La sorella Sporto denuncia contro ignoti, ma ha chiamato in causa anche il sindaco. Adesso sta bene perché comunque è stata tranquillizzata, è stata rassicurata, però lei ha detto che non va più giù da sola. Io sto lavorando da anni per l'autonomia di mia sorella, è stato un traguardo quello di andare giù da sola, prendere il pullino, aspettarlo e tutto quanto. Adesso da lunedì ritorneremo giù ad accompagnarla perché ha detto che lei da sola non ci va. A parlare Claudia Peloso, sorella della 52enne disabile insultata e spinta da un gruppetto di studenti a Castelfranco Veneto mentre aspettava il bus nella zona di via Podgora. Sarà stata presa di mira perché qui i ragazzi fanno bisboccia di tutto, fumano, bevono birra e probabilmente, non lo so perché comunque non ero presente, ma c'era tanta gente, c'erano tanti ragazzi e l'hanno insultata e spintonata. Salita in pulmino, a un certo punto è scoppiata a piangere e a parlare velocemente e l'accompagnatrice non riusciva a capire cosa fosse successo. Solo quando si è calmata è stato possibile capire cos'era accaduto. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri, ma la sorella della 52enne ha deciso di querelare anche il sindaco Stefano Marcon per inadempienza. Da circa 7 anni i residenti chiedono al comune di intervenire contro il degrado in cui sta piombando quella zona. Giovani che bivaccano, sporcano, ci fanno un po' quello che vogliono. Di recente in municipio è stata depositata anche una raccolta firme, ma senza risultati concreti. Con una lettera di accompagnamento abbiamo portato circa 200 firme
dove chiedevamo nuovamente, che era già stato richiesto nel 2012, cartelli di divieti con divieto di bivacco, divieto di skateboard, divieto di musica alta, e ci ha garantito che entro 15 giorni ci avrebbe messo questi benedetti cartelli, che devono ancora naturalmente essere messi, e basta. E adesso siamo arrivati a questo evento qui, a questa situazione successa ieri, e io ho detto adesso basta. E sono andata a denunciare il sindaco per inadempienza, perché lui non sa la situazione del suo territorio. Troppi brasiliani che vivono tra Padova e Treviso avevano ottenuto la cittadinanza italiana in poco tempo e così i poliziotti della squadra mobile hanno indagato. Sentiamo cosa hanno scoperto. L'ufficio passaporti della questura di Padova aveva rilevato un aumento ingiustificato di cittadinanze italiane rilasciate dal comune di Piombino Dese e così la squadra mobile, con un'indagine, ha individuato un gruppo di cittadini brasiliani che vivono tra le province di Padova e Treviso, specializzati nel far ottenere a connazionali falsi certificati da presentare in questura. Per velocizzare il rilascio del certificato c'era la complicità di 2 dipendenti del comune che aiutavano a ottenere la cittadinanza italiana con tempi più veloci rispetto a quelli previsti. A tutti gli indagati sono contestati i reati di falso ideologico in atti pubblici e introduzione illegale di cittadini stranieri nel territorio nazionale. La squadra mobile ha sequestrato all'ufficio anagrafe di Piombino Dese tutta la documentazione sul rilascio delle cittadinanze e l'indagine prosegue per verificare l'eventuale coinvolgimento di altre persone. Dal punto di vista politico, quella appena trascorsa è stata la settimana del referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre, con l'indicazione della data di voto del 1° di dicembre. Prese di posizione e indicazioni di voto continuano a susseguirsi anche in queste ore. Sarà inevitabilmente l'argomento del giorno per i prossimi 2 mesi, il referendum sulla separazione di Venezia e Mestre, o, come preferiscono definirlo i promotori, per la creazione di 2 nuovi comuni, si appresta a monopolizzare il dibattito politico cittadino, in attesa di sapere se dal 2 dicembre si potrà ancora ragionare in termini di un comune esteso secondo le fusioni avvenute negli anni 20 del Novecento, che portarono agli attuali confini amministrativi, o se bisognerà tornare a ragionare in termini di laguna e di terraferma. Tra appelli a votare sì o no, ad astenersi, come chiesto dal sindaco Luigi Brugnaro, il presidente della regione Luca Zaia preferisce lasciare la parola ai cittadini. Io ho convocato il referendum perché come previsto dalla legge e non aggiungo altro. Non faccio campagna, non faccio inviti, non faccio nulla, nel senso che mi sembra che il dibattito sia alquanto stato esauriente in tutti questi anni. Sono già andati a votare 4 volte, adesso se andranno a votare per la 5ª volta decideranno i cittadini. Verso la libertà di coscienza dei propri elettori appaiono indirizzati sia la Lega che il Movimento 5 Stelle, contrario alla separazione, sulla linea di quelli che furono i suoi predecessori politici agli altri referendum, il Partito Democratico. Altrove si attende ancora per prese di posizione che in queste ore sono tante e continueranno ad esserlo, visto che quello del 1° dicembre potrebbe rappresentare la parola definitiva sul futuro di Venezia e di Mestre. E oggi proprio a Venezia la mobilitazione regionale dei cosiddetti gilet arancio del Veneto. Sono gli inquilini delle case Ater in Campo San Geremia alla protesta con comizi contro i meccanismi di ricalcolo degli affitti della nuova legge regionale. Vediamo. O mangio, o pago le bollette o pago l'affitto. Vi rendete conto cosa avete fatto? Cosa avete fatto? Circa 600 persone, secondo gli organizzatori, hanno preso parte a Venezia alla prima manifestazione regionale per chiedere il ritiro e il blocco immediato della legge regionale di riforma dell'edilizia residenziale pubblica. A Campo San Geremia, al centro della protesta, i meccanismi di ricalcolo degli affitti delle case Ater e il rischio di sfratto per molti inquilini, specie gli anziani, che con i nuovi criteri non avrebbero più diritto all'alloggio pubblico, con i pensionati che hanno protestato portandosi al seguito pure le sedie utilizzate per sedersi in prima fila durante il comizio. Costringete i vecchietti, gli anziani, le persone in difficoltà a mobilitarsi quando dovrebbero avere una vecchiaia tranquilla, di sicurezza, di tranquillità. Accesi i toni, con molti dei partecipanti che sulla scia dei giubbetti gialli francesi erano ugualmente visibili con quelli non secondari di colore arancio. Noi abbiamo scelto l'arancione perché insomma
per distinguerci da questa rivolta, perché anche questa nel Veneto è una rivolta. Per il coordinamento regionale inquilini ERP si tratta infatti di un percorso che continuerà in tutte le città del Veneto. Anziani, famiglie e comitati spontanei di cittadini, insieme alla sinistra anche dei centri sociali, chiedono vengano ascoltate le richieste portate in piazza. Non siamo turisti, siamo qui per una battaglia politica e vogliamo appunto che questa legge sia tolta perché è sbagliata ed è iniqua, per cui abbiamo maniera anche di farci vedere oltre con gli striscioni e oltre con i cartelli anche visivamente con il vestito che portiamo. Più attenzione all'ambiente e sempre più formazione da parte degli artigiani che si sono trovati a Padova per guardare al futuro e per chiedere più attenzione al governo. Impianti elettrici, condizionatori, elettrodomestici, impianti idraulici e fotovoltaici. Tutti noi abbiamo a che fare con le figure professionali che si occupano di questo, ma spesso non sappiamo che dietro le quinte c'è un mondo di burocrazia, di formazione, di aggiornamento e anche di tasse. La CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, ha già delle aspettative dal nuovo governo per le piccole imprese, a partire dal blocco dell'articolo 10 del decreto crescita. L'articolo 10 parla dello sconto in fattura. È impensabile che per un'azienda artigiana già deve pagare l'8% alla fonte quando fa un lavoro di riqualificazione energetica o di ristrutturazione energetica, doversi accollare il 50% di detrazione fiscale del cliente. Gli artigiani, insomma, piccole aziende con 1, 2, 5 persone, non sono in grado di assorbire questo peso, già devono lavorare da gennaio ad agosto solo per pagare le tasse, secondo uno studio della CNA. Le tasse, un artigiano, siamo intorno al 60%. Questo vuol dire far morire gli artigiani, far morire le vere persone che tutti i giorni lavorano con coscienza, con serietà e professionalità. Intanto la tecnologia si evolve, così come le normative. Vediamo la compilazione del nuovo registro F-Gas, la nuova banca dati digitale all'interno della quale noi dovremo inserire tutte le vendite e l'installazione dei nuovi impianti di condizionamento. E si va dai sistemi di ricarica dei veicoli elettrici e ibridi fino agli impianti fotovoltaici, novità green che guardano al futuro. L'impianto fotovoltaico conviene anche perché appunto andiamo a risparmiare energia elettrica, andiamo a produrre energia elettrica pulita. Un esempio, le caldaie. Nel futuro ci saranno e ci sono già caldaie ibride per un miglioramento della classe di efficienza energetica e l'aumento del valore dell'immobile e degli edifici. Il futuro invece prevede sistemi ibridi dove la pompa di calore lavora insieme con la caldaia, quindi l'elettricità come fonte primaria e il gas come alternativa. Ora un piccolo break, ritorniamo tra pochissimo, rimanete con noi. Ben ritrovati, eccoci di nuovo in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Veniamo a una delle pagine più drammatiche della storia di Bassano del Grappa, l'eccidio del 26 settembre del 44, quando 31 giovani vennero impiccati agli alberi della città. Oggi la cerimonia di commemorazione per non dimenticare. Parte dal municipio il corteo per la commemorazione dei 75 anni dall'eccidio del Grappa e la memoria corre a quei 31 giovani che il 26 settembre del 1944 morirono barbaramente impiccati agli alberi dei viali di Bassano, a cominciare proprio da quello che divenne il Viale dei Martiri, un tremendo esempio di come la guerra possa tirare fuori tutta la crudeltà dell'animo umano e come i fratelli possano, Novelli, Caino e Abele, uccidersi senza pentimento. Le vittime erano giovani, alcuni appena sedicenni. Forse il saluto più speciale mi verrebbe spontaneo rivolgerlo ai più giovani presenti, a coloro che per età sono particolarmente vicini anche a chi è stato a quelle vite che qui sono state strozzate 75 anni fa, nella forma più barbara, con l'inganno più vile. Per ricordarli sono state deposte 2 corone d'alloro alla lapide sulle pareti della chiesa di San Francesco. Per proseguire, guidati dalla Filarmonica Bassanese, al Viale dei Martiri.
Sapendo che altre generazioni hanno lottato e non hanno avuto le facilitazioni che abbiamo noi oggi, ripeto, non dobbiamo dare niente per scontato e acquisire la consapevolezza e la gratitudine delle condizioni nelle quali possiamo oggi vivere. È un modo per ricordare il passato e per portarlo nel futuro. Io penso che questa giornata ricordi appunto i martiri che si sono sacrificati per noi e per la libertà che ci hanno dato. Una lezione di storia, una lezione di educazione civica, visto che si torna a parlare di educazione civica per questi ragazzi. Assolutamente sì, perché devono riuscire a vedere anche attraverso l'esempio del passato quello che è giusto compiere per il futuro del loro paese. Nota stonata alla scarsa presenza di persone rispetto agli anni scorsi per un momento così importante per la città, e l'abate di Bassano ha lanciato un messaggio molto forte. In tempo di guerra non esiste la possibilità di guardare al futuro, in tempo di guerra esiste soltanto il vuoto, la morte, la sterilità, l'annichilimento di tutto. E quindi bisogna fare in modo di non essere agguerriti, e l'impegno parte da me, parte da dentro di me. La prima forma di disarmo la devo attuare da dentro di me. E a 56 anni dalla tragedia del Vajont parte invece da San Biagio l'appello per ritrovare tutti i giocatori di calcio che nel campionato 62-63 affrontarono il Longarone. San Biagio e Pro Roncade ci sono già riuscite e ora si cercano i giocatori di altre squadre. L'invito è per ritrovarsi tutti domenica 6 ottobre a Longarone. Voglio vedere se sono capace di trovare quei giocatori che ho giocato contro il Longarone. Longarone Calcio, San Biagio di Callalta, Pro Roncade erano avversari storici nella stagione calcistica 1962-63. La squadra dolomitica venne decimata dall'onda devastante del Vajont. Il trevigiano Raimondo Giuriato ha cercato di ritrovare i sopravvissuti di quella squadra e dopo 55 anni ci è riuscito. L'anno scorso si è giocata la partita della memoria e quest'anno, in occasione delle celebrazioni per l'anniversario della tragedia, i giocatori di oggi del Longarone torneranno in campo con le maglie di quei giovani calciatori del 1963. Ma stavolta si vuol fare di più. Sono tante le squadre, oltre a San Biagio e Roncade, che in quel campionato sfidarono Longarone. Crocetta, Volpago, Casale, Quarto d'Altino, Silea, Zerotina, Paese, Maserada. Proprio a quei giocatori si rivolgono i sopravvissuti. Facciamo un appello anche alle altre squadre che partecipavano al girone di quell'anno, se qualche giocatore di quelle squadre volesse venire a Longarone. L'appello è quindi agli ex avversari del campionato 62-63 affinché domenica 6 ottobre partecipino alla giornata dedicata al ricordo delle vittime del Vajont. Quella partita è un ricordo che mi ha sempre portato, io sono uno che ha fatto carriera, ho giocato a livelli nazionali e ogni volta che sedevo su qualche stadio 10, 20, 30.000 persone mi venivano in mente certi giocatori, che ce n'era un'ala destra che era alla Garrincia, non si riusciva a marcare, è stata una roba che quella per anni lo dicevo, ma che fine avrà fatto, e adesso siamo riusciti. Purtroppo quelli sono mancati, però con quelli che sono rimasti abbiamo ricreato un'amicizia e un rapporto veramente forte. Era l'ultimo servizio per questa sera, io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona serata, una buona domenica e vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Ancora qualche piovasco sul nostro territorio, ma tempo in prevalenza buono nella giornata di domenica 29 settembre. Vediamo dove sarà più instabile. Sul Veneto cielo nuvoloso sui rilievi del Bellunese, dove non si escludono anche locali temporali in giornata, che localmente potranno interessare anche le pianure limitrofe. Sarà in genere più asciutto e anche soleggiato altrove. Temperature minime tra 14 e 18 gradi, massime oscillanti invece tra i 22 e i 26 gradi. E anche sul Friuli Venezia Giulia avremo qualche pioggia sulle aree montuose, il sole invece sarà più presente sul resto della nostra regione.
Temperature minime tra 16 e 18 gradi, massime comprese invece tra i 21 e i 23 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige. Qui il tempo sarà sostanzialmente asciutto, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui 14 gradi, massime invece tra i 24 e i 25 gradi circa. Bene, questo aggiornamento è giunto al termine, grazie per l'attenzione, arrivederci.